Qui siamo sulla provinciale Pieve del Soligo, Ponte della Priula, e questa è la zona mina. Ecco, mina vuol dire buco, zona di esplosioni sulla strettoia del Piave. Ecco, questo è un punto storico importante perché qui c'erano due torri praticamente nel Medioevo, praticamente una torre dall'altra parte dei Collalto e da questa parte qua una torre dei conti di Colfosco. Ecco, qui si passava, chi passava di qua era un pedaggio, la dogana, che passava nella gola per andare verso Pieve del Soligo, a questo punto qua. Qui successivamente, sulla cima sopra la grotta, era sorta la chiesa di San Pietro d'Alcantara. Ecco, un grande personaggio che ha viaggiato l'Europa, e qui è stato, per ricordarlo, questa chiesa, quindi c'era torre campanaria e quant'altro. Nella Grande Guerra è stato praticamente distrutto, è rimasta le fondazioni, quindi sarebbe interessante aprire gli scavi per vedere i resti che ci sono in questo posto, perché è un posto storico importante, quindi anche dall'altra parte, per ricostruire questa nostra storia della civiltà cristiana europea. Qui ci troviamo vicino alla chiesetta di San Daniele, il Colle San Daniele, e qui c'era il castello dei Colfosco, dei conti di Colfosco, e soprattutto ricordiamo Sofia di Colfosco, una contessa molto importante che non doveva fare confusione con il Collalto, che aveva tutta una sua area, quindi dominava fino al castello di Zumelle, era parentata qui da Camino, quindi una famiglia molto potente, importante, influente, che aveva sede qui in questo colle. I Collalto sono venuti dopo praticamente, quindi, ecco, quindi in parte anche con i blocchi di roccia di questo castello sono stati spostati, come succede anche in Sicilia, che i monumenti importanti sono smontati e si spostano per invidie e quant'altro, vengono tolti e fatti da un'altra parte. Questa, ecco, è una situazione del genere. Qui quello che è rimasto non è tanta cosa, è rimasta la chiesa, alcune tombe che sono state lavorate, e qui dove sorge questa casa, qui era il castello praticamente, ecco, su questa cima qui che dominava il Piave, questi passaggi qui come abbiamo visto prima.